si è girata. Buongiorno. Buongiorno. Che alitino, dai. Dai. È un satana, guarda. Che lavori ogni volta. Guarda. Che strana sta roba. Praticamente sono a passeggio nel mio vecchio paesino natale, in quanto fra 2 giorni devo entrare che mi operano alle tonsille, no? E quindi dovrò rimanere un 15 giorni qui da mia nonna con lei, almeno sto un po' in compagnia, no? E strana sta roba. Adesso sto andando a trovare un mio amico che è nella strada opposta col CP, ci pinciamo una mano e poi ciao. E diciamo che andare a spasso col CP e passare vicino agli altri cani è rilassante tanto quanto l'assalto in Normandia sotto anfetamina. Dopo ovviamente è chiaro che c'è l'amore in mezzo, però un CP, cioè un pitbull, effettivamente è stato la peggior razza che io potessi prendere, perché è un cane in cui tu devi essere veramente sempre sotto tensione, no? Quando si avvicinano cani eccetera, no? Sempre allerta. E per i miei stati emotivi, no? Che sono collegati alle malattie tra virgolette, ai sintomi che ho nell'intestino e nello stomaco, questo ha detto al gastroenterologo, insomma non è proprio il massimo. Cioè a Singano ci voleva più tipo un bel bradipo, hai capito? Pensa a te andare in giro col bradipo, guarda, che annusa tranquillo, bellato, passa un cagnetto, ora che fa tempo a girarsi e guardarlo è già dall'altra parte. Amore, sai che parlo sempre male di te. Ho perso anche la scena perché vabbè, non è che posso stare qua adesso, sto filmando col telefonino intanto che passeggiamo. Comunque il CP era in modalità segnamento di territorio estremo, in quanto stava facendo gli sforzi per far la cacca, no? Perché sai che i cani, soprattutto i CP, segnano anche con la cacca e soprattutto la fanno alta, tipo la fanno su per le mura, su per gli alberi, cioè no su per gli alberi nel senso su per i rami, no? Però nel tronco, nella parte più alta, ok? E in più, oltre a fare gli sforzi, no, di fare la cacca, ha iniziato a sgommare, non la finiva più, ha detto un altro po' ti viene fuori sangue dalle zampe. Le riprese con i cani volutamente non sono state fatte, altrimenti mi volava via il telefono. Senti Marco che intanto gioca a basket nell'attesa, è perché Singano ormai è sveccio e sa fermarsi a quel coi vecchiotti e le avanti in mezza ora. Traduzione: Singano ormai alla sua età si è fermato a chiacchierare con gli anziani del paese e è rimasto lì mezz'ora. CP, quanto hai bevuto? Porca troia. Ecco, questo è il mio paesino senza l'illuminazione. Che bella la campagna. Io sto camminando a istinto in una strada e comunque alla fine c'è la principale, ci sono le luci. E niente, stiamo andando a casa io e il CP. Sì, esatto, bravo, siamo proprio a Portogruaro, questi sono i famosi canaletti di Portogruaro, bellissima città, non me la ricordavo, da una vita che non ci passavo, cioè una vita, qualche decennio dai. Sarebbe comodo filmare con l'iPhone, no? È vero che dal monitor sembra che faccia quei colori, quelle robe strafiga, dopo te lo vedi sul monitor 4K, fa schifo. Oddio che trip, qui c'era il mio dentista quando ero piccolo che quando mi hanno messo l'apparecchio, sì che poi è morto. Che storia, è stranissima sta roba perché ce n'ero tipo a 5-6 anni così, hai capito? È strano rivedere. Sì esatto, bravo, c'era l'assistente figa con 2 bombe così. È tutta muralesata Portogruaro, tutti gli affreschi. Aspetta perché corrono come mone, pensi che c'era il limite 20. Che bello, molto bello. Sarà poi anche l'aspetto psicologico, no? Che in questo periodo, siamo a fine luglio, anzi no, il 1° agosto oggi, c'era quello schifo, no? di meteo, di umidità, di caldo boia, e questa è la prima giornata, diciamo, di un dopo pioggia che era raffrescato un attimino e quindi tu vedi tutto più bello.
bei colori che fa le macchine adesso. Urco, cosa c'è? Una mega betoniera. Ho fatto il monumento alla betoniera. Vedi, questo è un altro eccellente mezzo di trasporto. Roller, mica roba, i freni, devo ancora imparare a frenare, porca troia. Devo riguardarmi qualche video su YouTube perché mi si è rotta la vite, quella che collega il freno, no? Ho solo la vite normale da ruota. Ho cercato su internet ma non l'ho trovata e quindi devo, imparare a frenare in altro modo. Ma dove stai andando? Stai andando al cimitero a vedere se c'è il rubinetto? Non ti sfugge niente, Mamma mia! Vedi ragazzo, peccato che non puoi decidere di te stesso. Bella la chiesetta qua, neanche da morto, perché io ci terrei particolarmente, no, a essere sepolto tipo in un campo di grano baciato dal sole, ok? Con la mia bellissima crocetta in legno artigianale, cioè capisci? C'è una roba proprio rustega, se diciamo gli altri. Ecco, speozzi. Ma che c'è un gatto, è mio, è il gatto! Il gatto è mio! Il gatto! Ti porto a vedere il gatto, è mio! Il gatto! Gatto! Ciao gatto! Ma è un gatto orbo? No, un gatto normale. Ciao gatto! Guarda che vado all'indietro, gatto. Ti piace? Vuoi venire? Micio! Vieni, Micio! Aspetta che mi scedo qua. Oh, che tranquillità. Dai, falla la battuta, dai, che te l'ho servita su un piatto d'argento. Dai, falla. So che volevi farla. Dai. Silenzio tomba, dillo, dai. È mio. Il gatto! Devo dire che forse ho esagerato a dargli il lubrificante, quello da gara ai pattini, perché non si fermano più, sono troppo veloci, io rischio di ammazzarmi e quindi... Perché tra i modi c'è, allora, o vedi con la strusciata con la gamba ma ti bruci le gomme per niente e non hai neanche chissà che frenata. Altri dicono di stringere verso così, ma arrivato così ti incappelli in avanti, cioè se esageri, perché il problema non è tanto la frenata, diciamocelo, il problema è la frenata alle alte velocità, hai capito? E l'unica sarebbe tipo girarsi di schiena e far così, ma così ti incappelli. Aspetta che provo un po' più veloce. Giro indietro, sì, ma di essere quasi fermo, così, ok, sì, ci siamo, per quello sì, di essere quasi fermo, guarda, ti giri e pop, planti il freno, però alle alte velocità, no, cadiamo, beh, più o meno, no, non va bene, c'è da capire come girare. Da capire come frenare alle alte velocità, ossia arrivi, non so, un incrocio, devi frenare che c'è la macchina o qualcuno, come diamine freni. L'unica forse è la girata veloce, attento, tu corri veloce così e dopo ok, però sì, devi accucciarti tanto, dopo non è che ti freni, diciamo una sorta di cambio di direzione, occhio all'acqua, così molto accucciato e la schivi. Sì, effettivamente questa era la mia frenata di emergenza, però insomma, guarda, tipo qua, ok, sì, questa, diciamo che se sei in mezzo alle persone, questo era l'ostacolo, tu giri e bam, ti becchi le altre, voglio dire, non è un modo per frenare, ma sfruttando il peso e l'inclinazione del corpo riesci a girarti di cattiveria all'altra parte. Giro veloce, beh, siamo velocini, no, così mi ammazzo, quasi. Sì, ho deviato di 45 gradi perché se facevo la girata completa svolavi, ero troppo veloce. Devo ancora imparare a fare i salti, tipo a saltare le gradinate, che a volte può essere utile, no? Magari ti trovi di colpo, trovi la gradinata e dici, ok, che faccio? Mi ammazzo o no? La salti? È una cosa importante, un'informazione turistica per chi magari viene da fuori o dall'estero o da altre regioni d'Italia. Qui in Veneto, se tipo sei nelle strisce, ok, e vedi una macchina arrivare, devi subito scappare verso indietro, sennò questa ti tira sotto, ok? Le strisce sono una sorta di abbellimento che usiamo noi in Veneto per rendere un po' meno monotone le strade, cioè guarda che bello ogni tanto, qualche freccetta, qualche striscia, hai capito? Gli fa quei ghirigori, quell'effetto tribale. Fortunatamente io sono bene o male in zona turistica, adesso siamo a Portogruaro, però insomma bene o male, insomma è quella l'area del nord-est, no? E quindi capita che si trovano volentieri dei stranieri. Gli stranieri sono quelli che ti vedono fermo alle strisce, si fermano e ti lasciano passare. Rizzini l'altra volta, brutti straffatoni, sempre là sono. Oh, piace visuale di bagno? Guarda visuale di bagno! Guarda visuale di bagno! Oh, buongiorno Italia il giorno dopo, guarda a casa, il giro che uno deve fare, tac, per andare a farsi il tampone. Tac, Che forte, la prima volta che porto Pullman dentro casa. Amo,
Dimmi, vieni, raccontami tutto. Buona gioia, buona questa gioia con pallina. Vuoi giocare con pallina? Dai, porta qua la pallina. Dammi qua, dai, ti sta a fare sprotona. Portami qua la pallina. Ma che tipa. Dai, porta qua pallina. Dammi pallina. Io devi porta pallina. Dai, vieni qua. Dammi quella pallina. Dammi quella pallina. Pallina. Stai il tuo. E mi hai spiegato perché quando ci cattiamo ci troviamo sempre qua in queste piastrelle che uno dice Madonna ma che brutto qua in mezzo ai casini. Ecco, mi hai fatto scappare il cane per aver pensato ciò. E perché qua è fresco e piastrelle se fresche che sarà 40 gradi fuori. Ciao ragazzi, oddio, ho detto ciao ragazzi, sto invecchiando, che robe brutte. Comunque volevo dirti che non è sempre vero, no? Quando io ti dico che faccio quello che voglio, no? Vivo la mia anarchia intellettuale, anche materiale, eccetera eccetera, perché come insegnano i grandi del passato, urlo perché ho il vento, no, che mi sta venendo addosso, è necessario comunque per vivere e mantenere una vita sana e compiacente. Pausa motorenca, il mi ha interrotto i discorsi. Ecco cane, pausa anche a Pandusso che arriva ai 200. Allora giornata trafficata ancora. Cambi folgo e te ne tiri su a togliere. In ogni caso ricollegandoci oh, ma devo sempre uscire quando sta per arrivare il diluvio universale. Vabbè, comunque ritornando al discorso di prima, no? È necessario anche da parte mia che io ad esempio interrompa quello che realmente mi piace. Tipo io sinceramente stavo lavorando, ok? Stavo facendo dei lavori e mi piace e sarò malato, il mio lavoro mi piace, che cacchio ti devo dire, e sarei rimasto lì, ok? Questo era quello che realmente io volevo, continuare a lavorare. È assurdo ma è così. Ho dovuto annullare questo desiderio, ok? Quindi interrompere il fare quello che realmente voglio per fare attività fisica, perché è ciò di cui io ho bisogno. Cioè non posso stare troppi giorni fermo ragazzi, mi ammalo, mi atrofizzo, sento che dopo non ho più lo stesso fiato e i muscoli indolenziti e tutto quanto, insomma. Quindi ho dovuto interrompere quello che realmente volevo. Questa ti può servire come formula, perché l'esempio può sembrare un po' sciocco e banale, ma la formula non lo è affatto, per seguire ciò di cui realmente abbiamo bisogno, per poi essere felici, sani, eccetera eccetera. Gli esempi più sono sciocchi e banali e più arrivano e meglio spiegano le formule, quindi eccotene un altro. È come, no, se a te rendesse felice sfondarti di hamburger, cioccolata e Coca-Cola, ma sempre per la tua felicità, sembra un controsenso, devi smettere di sfondarti di hamburger, cioccolata e Coca-Cola, perché altrimenti ti ammali o diventi obeso, cioè la qualità della tua vita cambia e quindi di riflesso non sei più felice, hai capito? Questo era il ragionamento che ti volevo fare sul fatto che non sempre io faccio quello che voglio, perché come da sempre si consiglia bisogna autoimporsi una disciplina. Sono nel mio vecchio paese natale perché ero passato a trovare il CP. Che pace, questo a me piace, questo, vedi? Queste sono le famose balle di fieno, no? Ok, che vedi anche nei film eccetera. Però sai, noi qua saremo anche un piccolo paesino di campagna, però siamo sempre stati molto avanti e quindi sì, sono in stile Minecraft. Mona, roba il nome Copo, mi ha tagliato la strada un fagiano, no? E da noi è chiamato Faian. Vedo lepri che saltellano di qua e di là, però purtroppo con la GoPro non posso condividertele perché le vedi troppo lontane. Però posso condividerti la conoscenza, ok? Pertanto il significato, il termine, no? Quindi il significato etimologico originario di lepre, che è lievaro. Troppi sassi, mi sto incappellati.
fighi, guarda che robe, sì, guarda che posti fighi, sì, posti fighi, abbandonati. È tutto molto bello, ma non so se continuare, scendi per via dei tuoni, però vedo un altro edificio forse abbandonato, visito quello, dopo basta. Quella casa in Tantamona laggiù l'abbiamo vista in una vecchia puntata con Marco Calegher, però purtroppo la porta per entrare nell'area principale è stata murata e quindi non abbiamo potuto esplorare l'interno. No ragazzo, mi dispiace perché era una bella giornata, potevamo fare un bel giro in compagnia in bicicletta per i campi veneti qua, però purtroppo da stupido questo anche, ecco, così sembra una sciocchezza, una banalità, però sai, magari chi ha appena preso il camper da poco queste cose non ci pensa. È molto importante, ho lasciato aperto l'oblò, quello grande, ok? Cosa significa? Non so quanto costa l'oblò, però ti assicuro che se tu compri un oblò panoramico meglio neanche che non ci pensi, ok? Quindi ogni volta se devi andare via a fare passeggiate lunghe o viaggi lunghi e vedi che può esserci tempo incerto, chiudi sempre. Stessa cosa il tendalino, non tanto che ti si rompe il tendalino, che credo che tra tendalino nuovo, montaggio e tutto arrivi a quasi 2000 euro, ma rischi anche forse di rovinare la carrozzeria del camper nel caso in cui arriva una bella boata di vento, ti insacca il tendalino, puoi immaginare. Quindi per questa mia stupida mancanza devo tornare. Oh, eccolo là, vedi in fondo c'è quello stormo, no, non lo puoi vedere, a centinaia e centinaia e centinaia di uccelli, no signorina, intendevo i pennuti, che quando si è alzato in volo prima da un alberone gigante hai sentito proprio il rumore che ha spezzato il silenzio, è stata una figata pazzesca, e poi si sono alzati tutti e vabbè, pazienza. Sì, no, mi cavano le tonsille, ho già l'ansia, anestesia totale comunque. Cioè, no, lui è passato di verdura, non leggera, mi hanno mandato su una chirurgica per lui. Leggera chirurgica? Sì, appunto, però volevo dire che mi hanno sbagliato di mandarmi su, loro no. Hanno mandato su una chirurgica e hanno dimenticato. Ah, ok. Capito? Scusi. Niente. Allora, hanno sbagliato, mi hanno mandato su un'altra volta quella vecchia. Allora, invece lei mi ha ordinato. Allora, quella che ha ordinato oggi arriva domani, il passato di verdura. Io non ho ordinato niente. Allora è arrivato il passato di verdura con la ricotta, il purè, questa e i grissini. Okay. Va bene? Bene, grazie. Là si prende il lato, questo lascia qua. Allora, si prende anche quel grana là se vuole. Sì. Va bene? Grazie. Buon appetito! Grazie. Omogenea. Qua devo venire per mettermi in dieta. Qua devo venire per mettermi in dieta. Anche perché il primo giorno che vieni qua dentro, solo che vedi sto mandare qua ti viene da cagare. Solo che non bene. Dopo ti dici o questo, vecchio, O niente. o niente. E infatti. Secondo me fa senso. Faccio la civetta. Dai, sarà peggio il tampone di quelli della bucatina. Devo tirare, Ok. Buon giro. Via dove? Non so. In età? Eh?
Pineta? E che pineta. No, poco tempo. Schifo. Presa? Io oggi con le sue vene non me lo so. Chiama la tua ragazza che me l'ha fatto. Perché mi fa senso. No, abbiamo fatto che sono storte. Ok. Vado a prendere un attimino un po' di fisiologica che lo troviamo un po' per batterci. Fa male? Se gonfia, ascolti, adesso chiamo il collega che venga lui perché... Ma fa proprio senso, sai, no? Che cattiveria. No, perché ha delle vene storte, dove si prende e si rompono. Ti mancherà sto ristorante, Vanni? Dove? Sto qua. Minchia! Mi ricorderò quando vado qua. Proprio che... Non te vuole il braccialetto allo specchio? Guarda che è bello. Lo ricordo. Ok, sono torno dentro e non parlo più perché torno a far male. Ah, guarda cosa ho per parlare con l'Alessia e la nonna, sta attento che figata. Oh nonna, e farna a pasta e fasioi senza e pastine? Ti farò. Metterete sedano, cipolla e una carota. Ora sere su tut, saluta il compiut. Saluta il conte. Il computer. Sì, ciao, grazie. Eccolo! Vai Figari!